Il suino di razza sarda è un animale estremamente rustico che conserva al giorno d'oggi delle caratteristiche ben definite, quindi è una razza, al contrario magari di altri tipi genetici che abbiamo in Italia, è una razza che ha una propria identità ben definita, quindi ben identificabile rispetto alle altre razze. È un animale estremamente rustico, quindi un ottimo camminatore, un amante del pascolo, del sottobosco, morfologicamente si presenta come un suino di taglia medio-piccola, ha degli arti molto robusti, caratteristico il ciuffo lombare a livello dorsale, la criniera e la coda cavallina, che è diciamo, l'elemento che lo caratterizza maggiormente, in quanto non è la classica coda arricciata del maiale rosa, ma è appunto una coda liscia, molto lunga e prominente, con dei ciuffi ben evidenti. Questo è principalmente. Il mantello varia dal nero principalmente o esistono anche variazioni macchiate o fulve o bionde. L'attività di misurazione e caratterizzazione biometriche dei soggetti prevede appunto l'identificazione del soggetto singolo con la specifica verifica della marca auricolare che lo caratterizza come suino di razza sarda. E una volta identificato il soggetto viene misurato con specifiche misurazioni che seguono normative FAO, come per esempio la lunghezza del tronco, la circonferenza al torace, la lunghezza delle orecchie e altro. A seguito della misurazione segue una scheda mantello che serve a associare lo specifico fenotipo al soggetto preso in esame. Allora, noi come ufficio periferico andiamo nelle aziende per verificare e fare la marchiatura proprio dei soggetti. Prendiamo tutti gli eventi che succedono, prendiamo la rivelazione dei parti, la marchiatura dei suinetti, qual è la madre, qual è il padre, e tutti gli eventi vengono registrati e poi vengono trasmessi appunto all'ufficio periferico, lo trasmette l'ufficio centrale a Roma, in questo caso l'ANAS.